Buongiorno e benvenuti, ben svegliati da 7 in punto. Questa mattina affrontiamo un tema caldo, quello non solo delle liste d'attesa in Veneto, ma anche tutte le questioni legate proprio al piano sociosanitario del Veneto. E per affrontare la sanità veneta in tutte le sue sfaccettature, qui con me questa mattina c'è l'assessore alla sanità e al sociale della Regione Veneto, Manuela Lazzarin. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno, grazie a voi per l'invito. Facciamo subito chiarezza su un elemento. Con il PNRR c'è l'applicativo di un decreto, di un disegno che è il DM77, che prevede tutta una serie di iniziative che sulla carta sono estremamente lusinghiere, però proprio qualche giorno fa lei ha sostenuto molto bello, ma rischia di essere un libro dei sogni. Innanzitutto spieghiamo che cos'è, per chi non lo sapesse, questo DM77 e cosa prevede. Ma diciamo che dopo la pandemia, insomma, con il PNRR, quindi il Piano di Ripresa e Resilienza Nazionale, si è molto puntato sullo sviluppo del territorio, della medicina territoriale, della medicina di prossimità, e quindi tutti quegli interventi che vanno in un certo modo a potenziare tutta la parte fuori dall'ospedale, che però si deve integrare con la parte ospedaliera. Da lì quindi la missione 6 del PNRR, che è la missione che fa capo alla sanità, con tutta una serie di finanziamenti che vengono dati alle regioni, ma anche con le indicazioni dove noi dobbiamo utilizzare questi finanziamenti, che sono per la maggior parte finanziamenti per lavori, per infrastrutture, per edifici. E sono divisi in, le abbiamo sentite molte volte, le famose case della comunità. Il Veneto ne deve costruire 99, gli ospedali della comunità, il Veneto ne deve fare 30 perché ne aveva già una dotazione, le COT, ossia le centrali operative territoriali, noi ne avevamo già 11, dobbiamo arrivare a 49, insomma è quindi una suddivisione su ogni singola USL di queste infrastrutture. Successivamente a quella che è stata quindi l'assegnazione delle risorse e dei numeri di ogni regione è arrivato questo decreto ministeriale, il DM77. Prima era DM71, poi è diventato DM77. Perché dico prima era il DM71? Perché tutti ci ricordiamo il famoso DM70 del 2015, che è quello che ha regolato la parte ospedaliera, quanti posti letto per 1000 abitanti, come gli ospedali hub, gli ospedali SPOC. Il DM77 fa la stessa cosa per il territorio e quindi è un decreto ministeriale in cui vengono evidenziati e inseriti gli standard organizzativi del territorio, ossia tu devi realizzare la casa della comunità, ci dicono le case di comunità devono essere aperte H24, devono avere gli ambulatori dei medici di base, dei pediatri di libera scelta, devono avere il PUA, il punto unico d'accesso, devono avere un po' di specialistica. Poi ci dicono quanti operatori, quanti quindi infermieri o quanti operatori sanitari ci devono essere in ogni modulo di ospedale di comunità fatto da 20 posti letto, ci dicono quanti infermieri di famiglia noi dovremmo assumere, uno ogni 3.000 abitanti, come le cure palliative o l'assistenza domiciliare deve essere fatta. Insomma è un decreto ministeriale che ci dà degli standard organizzativi, ossia quanto personale e come vengono misurati questi standard organizzativi. Qual è il problema? C'è il rischio che rimangano solo delle infrastrutture e sia delle scatole vuote che è impossibile riempire? Oggi noi abbiamo il finanziamento per le strutture, per gli edifici, per così capirci. Abbiamo i criteri con cui dobbiamo poi riempire queste strutture, quindi quanti abitanti fanno capo a una casa di comunità hub, 40.000, 50.000 abitanti, quanti abitanti fanno capo a un hospice e così via. Quindi abbiamo le indicazioni su cosa dovremmo inserire all'interno e con che parametri. Il bello, o comunque diciamo così, la beffa, ecco, questo è più giusto e più corretto, la beffa è che oggi noi, uno, non abbiamo personale, quindi noi non troveremo mai tutti gli infermieri che ci servono e tutti i medici che ci servono. E due, oggi è tutto a ISO risorse, cioè oltre all'edificio poi le risorse per il mantenimento, per la parte gestionale eccetera non ci sono, quindi per questo io ho detto è un libro dei sogni, perché oggi in questo momento nessuno, quindi nessuna regione, e la partita è aperta anche a livello nazionale, può realizzare e fare quello che è inserito nel DM77.
Quindi che senso ha un disegno ministeriale di questo genere se poi faticate anche perché mi metto dalla parte del cittadino, effettivamente si sono accumulate una serie di prestazioni specialistiche nel periodo del Covid che voi state smaltendo con sistemi anche di emergenza, proprio perché il problema fondamentale è che non si trovano medici, non si trova personale sanitario, non si trovano infermieri, quindi anche volendo accelerare non c'è proprio la competenza che possa accelerare. E a questo poi si aggiunge che non è che solo c'è da recuperare il non espletato, ma si aggiungono ogni giorno nuove richieste, e quindi è una specie di circolo vizioso che stride la situazione oggettiva con questo disegno, che è un bel disegno perché effettivamente garantisce sulla carta una medicina territoriale di assistenza H24. No, il disegno è sicuramente un disegno appropriato, un disegno che vuole finalmente coprire quel vuoto che c'era sul territorio, sui distretti e quant'altro. È chiaro che per oggi noi ci troviamo di fronte a PNNR, quindi sicuramente grande opportunità per il Paese complessivamente, le milestone quindi legate al PNNR, il DM77 è una di queste, come lo è quello sulla non autosufficienza, quindi la riforma, la legge delega sulla non autosufficienza e sugli anziani è un'altra milestone, ma anche quella senza copertura finanziaria perché inserita appunto a livello di PNNR, in questo caso missione 5, e quindi l'assurdo è proprio questo, nel senso che noi stiamo costruendo dei modelli che oggi però non troveranno un'operatività, una concretezza perché non c'è il materiale primo, cioè il personale, il capitale umano. Oggi tipo tutte queste strutture sono strutture a forte valenza infermieristica delle professioni sanitarie. Noi oggi abbiamo un gap per quanto riguarda gli infermieri, noi ne formiamo in Veneto tra le varie università che oggi fanno corsi per quanto riguarda scienze infermieristiche 1700, ce ne servirebbero 4000. Quindi siamo lontanissimi, quindi pensare a nuove figure tipo l'infermiere di comunità o l'infermiere di famiglia che ha inserito il potenziamento delle cure domiciliari come è previsto, oggi si va a scontrare col fatto che non abbiamo il personale neanche per mantenere oggi le strutture o comunque i presidi che abbiamo, sia quelli ospedalieri che quelli territoriali, quindi obiettivamente insomma oltre il danno anche la beffa. Come perché ovviamente state lavorando, come si può conciliare questa visione che allo stato attuale è una visione idealistica, ipotetica, con invece un'applicazione pratica che in qualche modo lenisca quelle che sono le problematiche che mai come in questo periodo si registrano, no? Perché noi siamo sempre stati abituati ad una sanità funzionale e il Covid in qualche modo ha colpito, no, nell'eccellenza di un sistema. Quindi come state operando anche col nuovo direttore generale? Speriamo che non prenda troppa paura, no? Quindi, perché arriva questa valanga. Perché io l'altro giorno mi sembrava molto tranquillo. Arriva da un'esperienza insomma consolidata, quella del Lazio, quindi anche con insomma, una regione importante da un punto di vista anche numerico e quindi con importanti strutture, quindi non credo da questo punto di vista, penso insomma, anche molte criticità. Certo, penso che comunque insomma saprà ben fare qui in Veneto. Allora, noi sicuramente abbiamo un sistema molto buono, un sistema di eccellenza che però oggi sta soffrendo, e sta soffrendo perché io un po' la definisco la tempesta perfetta, no? Noi abbiamo avuto il Covid e quindi l'emergenza pandemica, 2 anni abbondanti che hanno provato molto il sistema, poi la guerra in Ucraina, il caro energetico, il caro delle materie prime, la carenza di personale che c'era anche prima ma è esplosa con la pandemia, e quindi è esplosa proprio con l'emergenza pandemica in cui anche i professionisti hanno maturato probabilmente anche uno stress molto importante perché fortemente in prima linea e quant'altro, e hanno anche maturato questa necessità oggi di un clima aziendale, organizzativo diverso, di carichi di lavoro troppo pesanti che oggi ci sono proprio perché mancando tante figure è chiaro che quelli che ci sono caricati più di altri e più di prima, ma anche la necessità e la volontà anche di cercare un po' una qualità di vita, una conciliazione tra i tempi di vita e di lavoro migliori. E quindi oggi insomma si inserisce tutto questo in questo contesto, quindi le difficoltà che ci sono, che sono quelle legate all'accumulo di liste d'attesa che durante il Covid si sono formate, circa 450.000 nei 2 anni 2021-2022
2020, 2021 e in parte 22, e chiaramente poi quelle che ogni giorno vengono prescritte sono tante, perché abbiamo visto quindi un aumento molto forte dell'attività di prescrizione da parte dei medici ma anche dei specialisti. Ma questo perché ci siamo ammalati di più, perché abbiamo rinviato durante il periodo Covid alcune verifiche, perché siamo diventati ipocondriaci? Ma io penso un insieme di cose, sicuramente perché con il Covid sono state rimandate alcune visite specialistiche, insomma alcuni controlli che adesso sono tornati ad essere necessari e presenti. Un po' perché sicuramente il Covid, il long Covid o comunque una maggiore attenzione, un po' di medicina preventiva, insomma sta comunque trovando un terreno fertile, e quindi io credo che un insieme di cose di questo tipo sicuramente abbia portato a questo aumento molto importante delle prescrizioni, che crea chiaramente dei problemi, perché se poi noi abbiamo l'accumulo delle precedenti, le attuali che aumentano anche con carenza di personale, per cui insomma i nostri medici, i nostri professionisti rimangono gli stessi, è chiaro che questo fa aumentare. E poi un'aspettativa molto alta, perché noi non possiamo non ricordare o comunque non sottolineare che il cittadino, l'utente finale, oggi ha un'aspettativa molto alta e ha anche, io uso questo termine oggi, meno pazienza, e è un po' più diciamo il Covid anche su questo non ci ha aiutato, anche la comunità. Non ci ha aiutato, perché vedo un po' inasprimento, un po' anche degli animi da ambo le parti, e questo chiaramente non ci aiuta a creare un clima un po' più sereno, lavorativo per chi lavora, ma anche per chi chiede la prescrizione, che è sacrosanta, e quindi insomma si vanno un po' a incrociare queste due questioni, e a volte diventano esplosive, creando quindi polemiche, creando aggressioni, che possono essere anche le aggressioni verbali, non solo fisiche, creando quel sentimento e quel malumore che poi fa scappare anche delle motivazioni, anche molti medici, molti che decidono di cambiare lavoro, di andare... Ecco, questi medici che scappano, no? Perché è una annotazione che viene rivolta spesso e volentieri. Questi medici scappano nel privato, che non parliamo solo di privato accreditato, anzi scappano nel privato puro, e indubbiamente le strutture sanitarie che forniscono servizi dalla diagnostica piuttosto che alle visite specialistiche, magari in futuro vedremo anche sorgere dei nuovi ospedali privati. Noi prima facevamo riferimento al Lazio, no? Il Lazio ha una percentuale di privato molto alta. È una percentuale, come la Lombardia, di privato molto alto, privato accreditato ma anche privato puro. Ecco, assistiamo a questo processo, c'è il rischio di questo processo, di quella che molti chiamano la privatizzazione della sanità veneta? Io oggi non lo vedo, sono sincera, cioè il nostro privato è un privato molto contenuto, è un privato storico, un privato, io credo, dico anche di qualità e complementare al sistema pubblico, e quindi oggi comunque il sistema sanitario è in mano al sistema pubblico, quindi non vedo questo spauracchio, anche se so che anche su alcuni fronti ci sono questo movimento di multinazionali, di fusioni eccetera e quant'altro. Stanno un po' facendo anche la spesa di alcuni poliambulatori veneti. Poliambulatori, farmacie, insomma punti di medicina territoriale, quindi insomma c'è sicuramente anche questo movimento che vediamo, insomma, e che nel nord-est, da noi ancora poco, però in alcune altre parti nel nord-est è molto più presente. È chiaro che i medici perché oggi vanno via dal pubblico? Sicuramente c'è una componente remunerativa. Quindi devono essere pagati di più. Ed è quella che per lo stress a cui sono sottoposti. Su cui ci siamo sempre battuti, cioè un medico deve essere, un medico, un infermiere, insomma deve essere pagato il giusto, e soprattutto anche rispetto ai colleghi che possono essere i colleghi europei, ma anche quelli del Trentino piuttosto che di Bolzano, per capirci, quindi anche di province vicine a noi. E poi chiaramente c'è anche delle condizioni di lavoro diverse, con probabilmente orari diversi, con criteri diversi, e quindi a molte volte portano anche al medico uscire dal pubblico per andare al privato. Una volta invece il posto pubblico era, lo sappiamo, insomma, ambito, ricercato e perseguito fino in fondo, no? Lei crede che questo sorgere, no, del privato puro possa creare anche un sistema di iniquità tra chi si può permettere l'accesso
alla sanità a pagamento e chi invece in qualche modo è legato al pubblico necessariamente? Allora, c'è sempre stato una fetta di popolazione che comunque poi accede a servizi privati, totalmente privati, il cosiddetto out of pocket, no? E quindi sappiamo che oggi all'interno della spesa sanitaria nazionale è comunque una percentuale importante, però ricordiamolo che il sistema nostro è un sistema universalistico e quindi oggi sono garantite le cure a tutti indistintamente da qualsiasi tipo di condizione. Quindi io credo insomma che da questo punto di vista il nostro è un sistema che va a tutelare un po' tutte le diversità, le fragilità e quindi tutte quelle che possono essere le condizioni. È chiaro che sicuramente oggi ha una serie di questioni e di problemi, di criticità che vanno affrontati in un quadro nazionale. Il discorso anche, e qua chiediamo anche un intervento nazionale, che oggi molti medici escano dal pubblico per poi diventare liberi professionisti, i cosiddetti gettonisti, o entrare nella cooperativa e poi essere richiamati da noi perché siamo costretti per aprire e tenere aperto quel pronto soccorso o quel reparto di pediatria. Non va bene, cioè è una speculazione. Sì, ma è qualcosa anche che effettivamente iniquo e che non aiuta il sistema. Infatti noi abbiamo fatto anche una serie di richieste a livello nazionale perché devono essere provvedimenti, norme, cioè parametri nazionali che regolino questa cosa che oggi non va bene. L'autonomia che insomma, la materia sanitaria comunque è quasi totalmente appannaggio della gestione regionale, però ci sono dei nodi focali tipo lo stipendio dei medici che voi non potete decidere in autonomia di aumentare lo stipendio. In una visione di passaggio del decreto Calderoli, quali margini ulteriori di azione potreste avere in ambito sanitario? Allora, oggi sappiamo la partita della sanità è una partita che compete alle regioni, gli indirizzi principali sono quelli nazionali, le intese Stato-Regione, i decreti ministeriali, i parametri sono tutti nazionali, le regioni devono applicare, poi le regioni hanno ognuna le risorse che sono poi, che spettano in base al fondo sanitario nazionale, però devono poi garantire i livelli essenziali di assistenza, quindi vengono misurate anche su questo, ci sono i vari controlli, le verifiche rispetto appunto all'adempimento di quelli che sono determinati criteri, quindi non è regionale ma è molto controllata a livello nazionale. Quindi non c'è una libertà di manovra. Anche qua vediamo chi può essere più bravo, chi può essere meno bravo e noi abbiamo detto che questa questione deve essere ed è anche un motivo per responsabilizzare chi oggi è meno responsabilizzato. Con i LEP. Con i LEP, ma com'è con i LEA, perché sennò come adesso ci sono i piani di rientri per quelle regioni che non riescono a rispettare il LEA e vanno fuori da quella che è il perimetro della spesa pubblica, la stessa cosa dovrà essere con i LEP. Allora è chiaro che oggi i margini che noi potremmo avere con l'autonomia differenziata sono quelle piccole migliorie che però ci permetterebbero anche di dare una risposta, non so, penso alla fuga dei medici e quindi al discorso degli stipendi, a incentivare dove ci sono le zone più disagiate, la montagna, le zone interne, dove se è difficile trovare medici per Treviso o per Vicenza, figuriamoci trovare medici per Pieve di Cadore o per Agordo o comunque per Trecenta o per Adria. Quindi è chiaro che questo ci permetterebbe anche di avere quelle leve che riescono anche a dare quel qualcosa in più o comunque a mettere in rete qualcosa che permetta anche nelle situazioni più sfavorevoli di poter insomma dare dei contributi. Maggiore formazione, se abbiamo visto che servono medici, servono operatori sanitari, indirizzare le giovani leve verso queste professioni può essere, perché può essere una strada, può essere un percorso, fatto salvo che per formare partendo da oggi ci vogliono mediamente 3-4 anni in qualsiasi profilo, ma questo può essere, si può adottare un incentivo? Ma allora sicuramente può essere e dobbiamo cercare di mettere in atto un piano che vada in questa direzione. È chiaro che oggi mi sembra che il Paese Italia oppure la Regione Veneta soffra di comunque carenza di personale a tutti i livelli e quindi il problema è un problema un po' più, io credo, sociale, comunitario, strategico anche per il futuro. È chiaro che il discorso legato all'assistenza diventa preminente perché se noi non riusciamo più a ricoprire i corsi
concorsi che noi facciamo per gli operatori sociosanitari. Perché non ci sono iscritti, esatto, anche volendo. Oppure non passano i concorsi perché si presentano in 3. Oppure se noi aumentiamo i posti in scienze infermieristiche e poi come a Verona non riusciamo a riempire tutti i posti che abbiamo, è chiaro che c'è un problema rispetto alla nostra domanda e l'offerta, e allora a questo punto forse anche una riflessione rispetto a cosa vuol dire assistenza, il prendersi cura, cioè il valore anche di una professione, dobbiamo metterlo in campo e dobbiamo anche far passare un'informazione, una comunicazione che vada in questa direzione. Ma io adesso penso all'aspetto sociale, no? E penso al sistema di assistenza degli anziani e probabilmente andrebbe ridisegnata, no, la visione di questa professione, perché indubbiamente la soluzione di una badante H24 è una soluzione che non può essere applicata ad una normale vita professionale. Probabilmente se si riuscisse a trasformare l'assistenza domiciliare in una fascia oraria di 8 ore alternate, non so in quale modo, in quale maniera, probabilmente potrebbe diventare una professione appetibile a una platea più ampia di quella che oggi abbiamo, con l'importazione obbligata e necessaria di figure che sono disponibili anche ad una qualità di vita che indubbiamente è una vita che non è una vita adeguata, perché oggi noi non troviamo badanti italiane o pochissime badanti italiane, e ormai anche le straniere sono finite perché molte stanno già tornando nei propri paesi, quindi anche quel fenomeno si sta esaurendo, quindi sarà un problema domani chi assisterà i nostri anziani, chi effettivamente si prenderà cura di loro. Quindi è chiaro che c'è bisogno pensare a dei sistemi che siano dei sistemi integrati probabilmente, che permettano dei supporti di vario tipo, tutta la tematica legata ai caregiver, quindi a dei finanziamenti anche e a delle, diciamo così, delle corsie che anche tutelino le persone, i parenti che sacrificano la loro vita per un periodo, che lasciano il lavoro per un periodo per assistere il proprio caro, cioè deve essere riconosciuta sia come lavoro da un punto di vista economico, certo, ma anche ai fini pensionistici. Certo. Su questo sappiamo che manca ancora una legge nazionale di riferimento e quindi si va un po' insomma oggi alla cieca, e quindi si cercano di mettere in campo delle iniziative, ma sono delle iniziative sperimentali, sporadiche, anche rispetto ai finanziamenti che ci sono, però è chiaro che va regolamentato. Ci vuole un piano strutturale. Parliamo adesso dei medici di base, i medici di famiglia che sono sul piede di guerra perché per tutte le questioni che abbiamo sollevato anche nel corso di questa nostra conversazione, e non è poi così, insomma, mancano delle figure, ci sono delle scoperture, tanti medici di famiglia che sono andati anche in pensione anzitempo proprio anche per il carico avuto, eccetera. Qual è la situazione? Che cosa rivendicano? Allora, loro hanno proclamato lo stato di agitazione, ossia insomma hanno temporaneamente interrotto i rapporti con la regione e con le aziende sanitarie, perché chiedono un piano di intervento mirato rispetto all'organizzazione territoriale, su cui stiamo lavorando, perché però questo piano di intervento mirato e quindi la nuova organizzazione del territorio, le medicine di gruppo, i team assistenziali, le medicine in rete, insomma tutto quello che possiamo mettere in campo, è chiaro che oggi non può non tener conto, e l'abbiamo parlato prima, delle case della comunità, del DM77, del nuovo accordo collettivo nazionale che è stato approvato ad aprile dell'anno scorso, che prevede i raggruppamenti e quant'altro. Noi ci stiamo lavorando da questo punto di vista. Condivido e capisco che loro dicono che oggi i medici di base sono oberati dal lavoro, soprattutto dal lavoro amministrativo e burocratico, che anche chi ha 1500 assistiti non ce la fa, quindi non accetteranno mai 1800 come abbiamo chiesto anche noi, alcuni hanno accettato, alcuni no, perché era su base facoltativa, e che quindi hanno bisogno di quel supporto amministrativo, infermieristico nei propri ambulatori. Su questo noi stiamo lavorando, abbiamo appena definito con loro la delegazione trattante, che sarà quella che dovrà fare l'accordo aggiuntivo per quanto riguarda il nuovo accordo nazionale. Io credo che diciamo le stesse cose, quindi non è che noi non diciamo le stesse cose, non capiamo i problemi o non li stiamo... Ma mancano gli strumenti, non stiamo cercando di risolverli. Questo famoso libro dei sogni ha tante pagine, mi pare, in questo momento. È chiaro che oggi anche la professione del medico di base, vuoi per la burocrazia, vuoi per il carico di lavoro, vuoi per 1000 motivi, perché oggi il medico ha il telefonino che suona tutti i giorni fino a sera, il sabato, la domenica, e probabilmente
qualcuno non vuole più accettare questo lavoro di questo tipo, anche quelli che escono dalla scuola di formazione, e noi ne abbiamo nei 3 corsi che sono in itinere adesso, con quello che inizierà qui in aprile, avremo 800 nuovi medici di base di famiglia che si stanno formando, quindi non è che manca l'iniezione di personale nuovo, è che molti poi non accettano di diventare il medico di base, quindi di aprire l'ambulatorio con i 1500 assistiti, 1600 assistiti. Quindi anche qui c'è un ritorno, o comunque dobbiamo lavorare, non solo noi, quindi loro, ma un po' tutto il sistema, anche in cercare di rendere ancora più appetibile una professione che prima era appetibile, probabilmente era anche il miraggio, cioè se una volta un medico andava in pensione e diceva a un altro medico ti cedo il mio pacchetto con 1500 assistiti, cioè c'era la fila. Oggi invece non succede questa cosa qui, quindi è un sistema che va rivisto, riorganizzato, e noi su questo stiamo lavorando. Lo sanno anche loro, probabilmente le pressioni che hanno sono forti, come altrettanto sono le pressioni che abbiamo noi, perché non è che va tutto bene anche per quanto riguarda la medicina territoriale, no, perché molto spesso si parlava di medicina integrata già col piano sociosanitario del 2012. Perché molto spesso noi abbiamo le polemiche, le richieste, le criticità delle persone che non riescono a telefonare, non riescono ad avere l'appuntamento, quindi l'accessibilità a un appuntamento dopo 10 giorni, lo dicono, ma io ho un mio medico di base, non è che dico vado la mattina che telefono, ma neanche tra 10 giorni, no, perché quindi uno si rivolge al pronto soccorso. Altrimenti non funziona così, quindi queste criticità ci sono, lo sanno anche loro, e quindi dovremmo cercare di risolverlo, come non è pensabile che facciamo tutti gruppi di medici, che sicuramente è il futuro, cioè metterli insieme, lavorare insieme, scambiarsi le competenze con anche delle strumentazioni, però sappiamo che abbiamo dei territori, abbiamo citato prima la montagna, che non è che possiamo pensare che li mettiamo tutti nel centro importante e ci rimangano tutti i paesetti scoperti con una popolazione sempre più anziana, che non si muove e che ha bisogno. Quindi bisogna trovare effettivamente un modello che risponda a tutte queste esigenze, e su questo io mi sono sempre messa a confronto con loro, continuerò a mettermi, quindi per quanto mi riguarda il dialogo e la collaborazione, la disponibilità non è chiusa. Mi auguro che insieme troviamo anche quelle che sono le soluzioni migliori, ammettendo da ambe le parti che ci sono delle criticità, ci sono dei punti di forza, le medicine di gruppo integrate sicuramente sono stati dei punti di forza, e che va trovato il giusto. Si diceva quindi questa situazione che coinvolge anche i medici di famiglia, che una volta accettavano con appetibilità, no? Il medico anziano che andava in pensione gli cedeva tutto il pacchetto. Oggi sono talmente tante le difficoltà che, nonostante abbiate in formazione 800 nuove figure, non è detto che poi apriranno un ambulatorio e magari dopo scelgono per una specializzazione, chiamiamo così, più confortevole e magari anche più remunerata. Ma non c'è dubbio, oggi obiettivamente questa è la difficoltà, nel senso che la fidelizzazione rispetto alla professione del medico di base non c'è più come un tempo, probabilmente perché è un lavoro con molti carichi, troppa burocrazia su cui stiamo lavorando e stiamo dialogando con loro. Io mi auguro quindi, e da parte mia insomma, il dialogo, il confronto e la disponibilità è aperta, perché noi dobbiamo creare i migliori sistemi territoriali che tengono conto sicuramente delle innovazioni, i gruppi, lo scambio di professioni, le attrezzature all'interno degli ambulatori, quello che può essere anche un interscambio tra di loro, ma anche quelle criticità che ci possono essere rispetto all'accessibilità, rispetto al cittadino che non trova più subito un riferimento con il proprio medico e deve aspettare per un appuntamento, ma dobbiamo tener conto anche di quelle situazioni, penso in montagna dove abbiamo popolazione anziana, o comunque anche in altre situazioni, quindi aree interne, dove è importante che ci sia un ambulatorio, un presidio di prossimità. L'inchiesta, e siamo in chiusura, della Procura di Bergamo sta evidenziando che a livello generale, parliamo a livello nazionale, alcune decisioni sono state delle decisioni caratterizzate da una certa incertezza, fatto salvo appunto con onestà intellettuale che era un momento di grande difficoltà, di grande confusione, però probabilmente c'è stata anche un po' una sottovalutazione della problematica, parlo a livello nazionale. Lei che ha vissuto in prima persona questa emergenza in un momento in cui effettivamente in ospedale mancavano le mascherine, mancavano i respiratori, che cosa può dire? Perché oggi, pur comprendendo la situazione emergenziale
obsoleta, unica nel suo genere, ci si chiede ma perché non è scattato a gennaio il piano pandemico, perché non è stata attrezzata una struttura? Ma allora io credo che oggi sia difficile e sbagliato puntare il dito contro o trovare, insomma, ricercare colpevoli. Ricordiamo che è stato un evento eccezionale, non eravamo preparati, nessuno era preparato e quindi è chiaro che a mani nude ognuno ha affrontato quello che aveva, cioè siamo tutti andati in cerca di respiratori perché non c'erano respiratori per adeguare e aumentare i posti letto di terapia intensiva, non avevamo comunque i presidi IDP, i presidi di protezione individuale, insomma ci ricordiamo tutto di cosa è successo e come abbiamo gestito. È chiaro che poi rispetto a quelli che era il piano pandemico e quindi la programmazione, noi oggi stiamo lavorando sul nuovo PanFlu, il nuovo piano pandemico. In Regione Veneto abbiamo fatto un'operazione molto diversa. Siete stati più rigorosi? No, siamo stati più rigorosi, però siccome subito abbiamo detto chiariamo quelli che sono stati gli interventi e quelli che sono stati anche, che qualcuno vuole evidenziare cose sbagliate o cose non corrette fatte, è stata fatta una commissione d'inchiesta sulle case di riposo ancora a fine legislatura precedente, che è stata ripresa in una nuova commissione d'inchiesta che si è chiusa e a breve insomma ci saranno anche le relazioni finali in Consiglio regionale, una commissione d'inchiesta che ha fatto luce su tutto, quindi sulla parte ospedaliera, sulla parte territoriale, sulla parte della diagnostica, sulla parte delle terapie intensive, sulla parte degli interventi, anche con molte audizioni, proprio cercando di mettere in luce tutte quelle che sono state le procedure, i piani di sanità pubblica, le azioni, le ordinanze messe in campo, quindi con una fotografia generale che poi saranno trasmesse anche alla Procura per avere documentazione a riguardo. Quindi abbiamo cercato di effettivamente andare a valutare e a osservare bene tutto quello che c'è stato. È chiaro che oggi vedere che invece si accusano persone, poi insomma la giustizia farà il suo corso, in un momento in cui effettivamente eravamo tutti in una situazione molto drammatica, molto difficile, in cui sono state prese decisioni anche difficili, le chiusure, io penso solo alla chiusura di Vo, io penso alla chiusura quella sera stessa dell'ospedale di Schiavonia con i carabinieri fuori, insomma sono state operazioni, decisioni molto difficili da prendere, la chiusura delle attività, però in Veneto rispetto sì, la chiusura delle attività chirurgiche, il dedicare degli ospedali Covid, che chiaramente i cittadini di quel territorio non potevano più usufruire di tutto il resto, quindi decisioni difficili anche da far capire, da far digerire, ma era il momento di farle. Io credo che proprio in quel contesto, insomma, tutto deve essere analizzato in quel contesto e con le caratteristiche che abbiamo dovuto affrontare in quel momento. In tutta onestà si poteva fare meglio, non solo nella fase iniziale, perché poi il Veneto ha avuto una fase molto più acuta verso la fine, no, Ma come tutte le cose, io credo che tutte le cose poi le guardi con la conoscenza, esatto, e l'esperienza. Le guardi dopo, ti volti indietro e dici sicuramente, ma non solo in questo campo, si può fare meglio. L'importante è che la memoria non sia una memoria corta e che quindi quello che abbiamo imparato, quello che abbiamo vissuto diventi oggi effettivamente un po' il pane quotidiano, e quindi non dimentichiamo i sacrifici, ma non dimentichiamo anche quello che abbiamo imparato, la grande flessibilità del sistema organizzativo, cioè l'essere molto flessibili e l'organizzarsi in tempi molto brevi, che penso che sarà quello che anche per il futuro sarà molto strategico. Io la ringrazio per questa conversazione, ringrazio l'assessore alla sanità e al sociale della Regione Veneto Manuela Lanzarin, e ringrazio voi per averci seguito anche questa mattina. Grazie e arrivederci. Grazie a voi, buongiorno.